quest'anno, per quelli di voi che non hanno assistito alle prime 2 lezioni di questo ciclo, ha già riguardato e riguarderà in generale una riflessione su che cosa significa a Venezia parlare di restauro, conservazione e manutenzione in un momento in cui abbiamo a che fare con uno slogan che è utilizzato un po' in tutte le salse e sicuramente molto a Venezia, non solo a Venezia, che è quello della sostenibilità. Ci siamo posti la questione di che cosa significa davvero parlare di sostenibilità in una città come Venezia, una città complicata dal punto di vista dei problemi climatici, ma anche dei problemi delle sue caratteristiche legate alla situazione ambientale, ma sicuramente e ancora di più dal punto di vista della sua attuale situazione di overtourism che tutti conosciamo. Nell'ambito di queste considerazioni, le prime 2 lezioni che abbiamo avuto e a cui alcuni di voi hanno assistito hanno toccato problemi di conservazione e manutenzione prevalentemente a partire dall'area realtina in senso fisico, a partire da manufatti quindi fisicamente intesi, e che cosa sta significando per chi si pone questi problemi affrontare questa questione in termini di conservazione, di avere a che fare con i materiali tradizionali e con le tradizioni del saper fare e dell'artigianato tipico della laguna, ma anche della capacità o interesse per l'innovazione che alcune delle imprese che sono intervenute in questi cantieri si sono posti. Quindi il problema è sempre stato, è stato posto in queste due lezioni che abbiamo finora avuto nello scorcio dell'autunno e fino a oggi, quello di mettere insieme una riflessione su tradizioni e innovazione quando si abbia a che fare con questioni di conservazione e manutenzione. E finora abbiamo parlato soprattutto di conservazione e manutenzione fisica, nel senso di manufatti fisici. Una delle nostre intenzioni però è quella di parlare e di affrontare le questioni che riguardano anche gli aspetti sociali. Che cosa significa a Venezia la manutenzione della città per la cittadinanza. Ed è di fronte a questo tema che i risultati del premio Torta ci hanno interessato in modo particolare, e questo libro di cui parlerà Maura Manzelli adesso ci pare ponga una serie di questioni che noi abbiamo cercato di affrontare in parallelo, che è quello del numero di istituzioni, enti veneziani che sono le associazioni come la nostra, che è dopo tutto un'associazione volontaria, ma accanto a questo una serie di istituzioni culturali, e nel caso dell'Associazione Rialto quasi tutte le istituzioni culturali veneziane hanno dato il loro patrocinio all'Associazione Rialto. Abbiamo detto, insomma, però che cosa significa questo patrocinio? Cerchiamo di collaborare, cerchiamo di stabilire degli accordi per cui in qualche modo tutti siano coinvolti, ci sia possibilmente una sorta di coordinamento fra rappresentanti delle diverse istituzioni. Qui ne sono rappresentati alcuni. Tra l'altro, e poi magari dice 2 parole anche Luca, il nostro padrone di casa in questo momento, nel senso che l'Università di Warwick che ci ospita è un esempio secondo me particolarmente significativo del fatto che esistono istituzioni esterne a Venezia, ma fortemente radicate ormai a Venezia, come l'Università di Warwick, che qui ha stabilito la sua sede, che hanno interesse e volontà determinata di stabilire rapporti con le altre istituzioni veneziane e con chi lavora sulla cittadinanza a Venezia, per la città di Venezia, e per considerarla una città vera, possibilmente. Rispetto a questo poi appunto forse Luca come ospite, come padrone di casa e come contemporaneamente anche vicepresidente dell'Associazione Rialto potrà dire 2 parole. Da questo punto di vista comunque a noi è sembrato che la congruenza con i risultati
del lavoro fatto dalla commissione di cui Maura Manzelli è stata presidente fossero assolutamente molto congruenti e che quindi valesse la pena di fare un ragionamento insieme, di aprire un dibattito con le diverse istituzioni che non a caso sono state coinvolte all'interno di questo libro, che tutte hanno, e questo ve lo spiegherà meglio Maura Manzelli, collaborato a pubblicare questo risultato. Finora noi abbiamo presentato, scusate, sono reduce dal Covid ma sono negativizzata, ma sono ancora un po' senza voce. Abbiamo presentato nelle 2 lezioni precedenti 2 casi relativi a riflessioni sull'area realtina. La nostra intenzione però è di ragionare nel corso del 2024, nel corso delle prossime presentazioni, lezioni della storia, come le abbiamo sempre chiamate, su altri esempi in corso a Venezia, sui quali valga la pena di aprire un dibattito il più largo possibile, aperto a 360 gradi, sui quali casi valga la pena anche di riflettere sulla questione tempi, cronologie, l'esempio che cosa significa sperimentazione? Sperimentazione significa anche porsi il problema del tempo in cui si fanno queste cose. Delle 2 lezioni che abbiamo presentato, per esempio l'ultima che abbiamo presentato la volta scorsa, poneva con chiarezza la questione di un rapporto fra, si trattava del restauro di delle facciate di uno degli edifici di San Bartolomeo ai piedi del ponte di Rialto, dalla parte di San Bartolomeo, l'interlocuzione di quest'ultimo restauro appena terminato con l'edificio prospiciente, che è stato fatto una ventina d'anni fa in modo che è stato all'epoca considerato assolutamente esemplare, e quali sono il tipo di possibili innovazioni introdotte in questi ultimi poco più che decennio. In modo del tutto parallelo, lo dico solo per averlo letto perché non ho nessun elemento preciso, il restauro della facciata di Palazzo Ducale appena terminato pone un problema di termini entro cui il restauro stesso può essere sostenuto, e si parla di manutenzione continua ma con una scadenza massima, dicono le persone che hanno operato questo restauro, di 20 anni. Quindi un problema di manutenzione dal punto di vista proprio del monitoraggio di queste operazioni, che va tenuto presente e inevitabilmente deve coinvolgere le istituzioni, gli enti, le persone, i cittadini in modo importante. Monitorare i cantieri di restauro significa anche porsi un problema di innovazione e quindi anche di capire come utilizzare questo monitoraggio anche per qualche volta, mi pare di aver capito che è il caso per esempio di Palazzo Ducale recentemente terminato, di meglio capire la struttura, cioè questo diventa anche un cantiere di ricerca grazie Maura, che mi sembra particolarmente importante e significativo. In questo senso un tema che attraversa sia il tipo di iniziative che abbiamo preso finora e che intendiamo prendere nei prossimi mesi del 2024, ma che attraversa pesantemente anche il lavoro fatto dal premio Torta, è quello di ragionare sulle trasformazioni continue, perché Venezia è una città che si è sempre trasformata. A questo io credo che noi teniamo moltissimo, nel senso che non dobbiamo assolutamente pensarla come una cosa congelata, una città congelata nel tempo, non è congelata nei suoi monumenti, è una città che si è trasformata perché il cambiamento fa parte integrale e assolutamente consustanziale della trasformazione urbana. Ed è questo il tema che io vorrei porvi. Noi abbiamo parlato soprattutto finora di trasformazioni fisiche, di manufatti, però questo significa anche chi li usa,
per quali sono gli usi necessari e come questi si stanno trasformando quasi giorno per giorno, e quindi il tipo di interventi che noi prevediamo hanno a che fare appunto con questo tipo di questioni, che sono quelle del cambiamento. E detto questo lascerei la parola a Maura, lasciando poi come dire, a chi è presente la possibilità di intervenire e di fare i loro commenti e osservazioni. Grazie. Grazie mille per l'introduzione, grazie mille per questo invito, mi fa molto piacere. Io devo dire che intanto vi porgo i saluti di Francesco Trovò, che ha curato con me questo libro e che purtroppo è ammalato, quindi non può essere presente. Devo dire che, visto che il libro e i contenuti li abbiamo già spiegati all'Ateneo Veneto, li abbiamo presentati lì, io vorrei qui riassumere i punti fondamentali. Mi farebbe piacere se questo fosse addirittura un passo avanti, quindi se c'è un feedback piuttosto che un lavoro collettivo oggi, questo secondo me potrebbe essere un passaggio ulteriore rispetto al libro stesso, ma a tutta l'operazione, diciamo così, premio torta. Io non so se ce l'avete tutte, il libro è in distribuzione gratuita presso l'Ateneo, quindi abbiamo portato un po' di copie, quindi se volete, chi non ce l'ha, volentieri, in modo da poter parlare con il libro in mano, diciamo così, e riuscire a discuterne. Io, per cui non so se tutti ce l'hanno, se qualcuno non ce l'ha, facciamo, ecco, forse qualcuno non ce l'ha. Posso darti, o se sì, prendi un paio di copie lì, non so. Allora, intanto vorrei dare il contesto. L'Ateneo Veneto dal 1974 conferisce questo premio intitolato all'ingegner Pietro Torta per commemorarlo, ingegnere che è stato presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, ma è stato anche uno dei protagonisti di tutta diciamo così, la stagione culturale e tecnica degli anni 50, anni 60, anni 70, scusatemi, anni 50 e 60, e ad esempio lo troviamo tra i redattori delle proposte intorno al nuovo piano regolatore di Venezia, insieme a Sarunà, quindi a quel gruppo di lavoro. Quindi anche molto presente nell'amministrazione comunale, ha avuto un ruolo importante in città e comunque era un grande appassionato del restauro e della trasformazione della città storica. Per volontà della famiglia, appunto, per commemorarlo è stato istituito questo premio, al quale concorrono l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio degli Ingegneri a partire dal 1999. Questo premio viene conferito a personalità italiane e straniere, e già questo dice molto di questa consapevolezza che su Venezia non intervengono soltanto istituzioni o comunque forze italiane, ma anche la presenza straniera è importante, che si sono distinte nel promuovere, progettare, dirigere o realizzare opere di restauro. E anche qui, secondo me, in questa dicitura del premio si moltiplicano le figure che possono esserne insignite e anche i tipi di azione che possono essere fatti. L'ambito, che inizialmente era circoscritto alla città di Venezia, viene poi esteso agli interventi di restauro svolti nella città metropolitana di Venezia, quindi con un ambito territoriale molto più ampio, con qualche difficoltà anche, perché ovviamente il modo di operare qui non è lo stesso dell'operare in terraferma da molti punti di vista. Nell'albo d'oro, che adesso possiamo forse, allora, alla fine troviamo l'albo dei premiati e vediamo come se all'inizio erano soprattutto grandi personalità che avevano avuto un ruolo nel promuovere appunto interventi di restauro all'interno della città ad essere premiati, ma vediamo non soltanto personalità ma anche istituzioni, vediamo la comunità israelitica di Venezia, il comitato svedese piuttosto che altri comitati internazionali e oltretutto, scusatemi, non soltanto interventi, ma ad esempio, come abbiamo ricordato proprio
nel giorno di conferimento del premio. Nel 1988 Ballardini, Dalla Costa e Pastor prendono il premio Torta per un progetto di ricerca che era il progetto sull'arsenale, quindi non per un intervento vero e proprio. Io direi, scorrendo l'elenco, che è più o meno dal 2005 che l'attenzione si è rivolta invece agli interventi veri e propri, con un'alternanza tra progettisti, interventi, istituti che li hanno promossi, eccetera. Il premio si è anche articolato in alcune edizioni volendo conferire un premio e delle menzioni. Attenzione, perché non si tratta di un concorso, nel senso che non è una selezione che avviene attraverso una presentazione dei progetti né su base volontaria né sulla base di una call di qualche tipo, ma è la commissione che viene nominata in parte dall'Ateneo Veneto, che nomina anche il presidente, e in parte dal Collegio dell'Ordine degli Ingegneri, che seleziona i progetti sulla base di conoscenze e di una rete. E quindi, scusate, appunto la formula viene poi decisa dalle varie commissioni di volta in volta, e in alcune fasi appunto è stato deciso di conferire anche un premio e delle menzioni che hanno consentito e possono consentire come strumento quello di monitorare anche gradi diversi di intervento, nel senso che molto spesso si è premiato un grosso intervento di restauro anche dal punto di vista dimensionale, dell'impatto, e poi segnalate delle attività soprattutto di tipo continuativo. Quindi non so, un anno Ca' Foscari, prego? Forte Matera. È stato tenuto in considerazione, cioè quegli interventi che hanno, quei progetti che anche hanno un lungo svolgimento e che molto spesso non sono neanche ancora arrivati ad un esito definitivo, forse che magari non l'avranno mai. Quindi diciamo così, menzioni a dei processi più che a dei progetti realizzati. Quindi questo è per inquadrare il premio. Per l'edizione 2023, che è la 37esima edizione, l'Ateneo Veneto mi ha conferito appunto la presidenza di questa commissione. Ovviamente dell'incarico ringrazio la presidente Magaraggia, anche se da subito si è delineata come un'edizione abbastanza particolare e anche per alcuni versi difficoltosa. Per quali motivi? Per prima cosa doveva affrontare l'eredità delle ultime edizioni, dove era stata premiata la Basilica e prima l'M9, quindi degli interventi di grandi dimensioni, di grande investimento, di grande visibilità e di grande impatto sulla città. Quindi non dico che ogni premio vada in gara col premio precedente, però ovviamente in questo caso l'asticella era posta molto molto alta. Dopodiché dobbiamo anche considerare che ci troviamo ancora in un periodo post-pandemico dal punto di vista delle dinamiche anche di investimento che si sono avviate in città, per cui progetti che richiedono anche dei tempi abbastanza lunghi di realizzazione sono stati in qualche maniera sfasati. Altra questione, il premio, che è sempre andato di pari passo dal punto di vista dell'anno di conferimento con la Biennale d'Arte, in realtà per appunto la questione pandemica si è sfasato. Perché faccio riferimento alla Biennale d'Arte? Perché la Biennale d'Arte costituisce un acceleratore in città, questo è stato riscontrato, per quanto riguarda l'ultimazione di una serie di interventi di riqualificazione di contenitori storici a fini, diciamo, museali o di mostre, quindi con attività di questo genere. Quindi questo acceleratore è venuto a mancare, perlomeno nel nostro allineamento. Quindi diciamo una situazione non facile da affrontare. Comunque la commissione del 2023, che vi ricordo è stata composta, oltre che da me, per l'Ateneo Veneto, adesso Silva aiutami se dimentico qualcuno, da Mauro Marzo, Gianmario Guidarelli e Francesco Trovò, che ha svolto anche il ruolo di segretario, e invece per quanto riguarda l'Ordine degli Ingegneri, dal presidente degli Ingegneri, del Collegio dell'Ordine degli Ingegneri Mariano Carraro e da Mario De Marchis, e per quanto riguarda invece il Collegio degli Ingegneri da Sandro Boato e da Vittorio Drigo. Non ho dimenticato nessuno. Commissione di numero pari.
tre alla fine eravamo architetti e ingegneri pari, e quindi non facile neanche dal punto di vista dell'approccio culturale, nel senso che comunque si tratta ancora di due mondi molto diversi. Sono stati analizzati tutta una serie di interventi sul territorio, nel senso che abbiamo svolto anche dei sopralluoghi, quindi non solo a Venezia ma anche in terraferma, quindi nella città metropolitana di Venezia, e ci siamo appunto interrogati sulle dinamiche in atto. Devo dire che per quanto quindi i lavori della Commissione si siano svolti in maniera rituale, nel senso che è una prassi consolidata quella di esaminare tutto ciò che sta accadendo in città, e diventa anche un modo per monitorare appunto e ragionare su quali sono le dinamiche in atto, per me è stato chiaro fin da subito che avrei voluto, e quindi ho cercato di condurre la Commissione a interrogarsi prima ancora che sul come intervenire, e quindi sulla qualità degli interventi che andavamo ad esaminare, interrogarsi sul per cosa, come ho scritto, e quindi per quale tipo di città e soprattutto per chi. Questo è stato per me fondamentale da subito, ma devo dire che poi è maturato anche nel corso del tempo. Ancora prima di rispondere a queste domande, quindi per cosa, per chi e come, secondo me era importante interrogarsi sul concetto di salvezza, perché continuiamo a dire che Venezia deve essere salvata, però forse bisogna anche qui chiedersi da cosa e da chi deve essere salvata, o meglio anche sul concetto stesso di salvezza, perché se salvezza significa sottrarre da una condizione di pericolo, in questo caso una città, dobbiamo interrogarci su quali pensiamo possano essere i pericoli, perché se consideriamo la trasformazione un pericolo, forse stiamo sbagliando strada, cioè non è questo il problema, non è questa la condizione. Così come non dobbiamo salvare la città dai non residenti, che è un altro slogan che secondo me è anacronistico, nel senso che sia la città è sempre stata una città che ha vissuto di trasformazioni da tutti i punti di vista, del sedime, dell'organizzazione ambientale complessiva della laguna, non soltanto della città costruita in sé, quindi sia della sua estensione, sia della composizione della popolazione, così come la questione appunto dei residenti. È sempre stata una città di mercanti, di scambi. Ricordiamoci che nel 1700 contava circa 370.000 abitanti, quindi dei numeri pazzeschi, e per cui non è neppure quella la questione, quindi non dobbiamo difenderla da una popolazione che non sia quella residente. La conclusione penso che possa essere quella di pensare alla mixité, quindi alla mescolanza da tutti i punti di vista, come uno degli elementi fondamentali per poter pensare alla trasformazione, che significa anche alla conservazione e al rilancio al futuro di questa città. Quindi riflettere su questo concetto di salvezza è importante. Altra questione è quella relativa al concetto di città, nel senso che forse bisogna capire quali sono le condizioni per cui una città è una città. Sembra una cosa molto semplice, molto basilare, però forse lo è altrettanto dal punto di vista della radicalità. Una città è il luogo degli abitanti, cioè senza abitanti una città non si dà, non esiste. Allora, rispetto a questa condizione, appunto, dobbiamo capire chi sono gli abitanti, quindi chi sono i cittadini di questa città. Quindi abbiamo declinato cittadini per nascita, quindi per residenza, cittadini per scelta, cittadini che forse devono essere anche misurati su tempi diversi di permanenza, cioè chi risiede di notte, chi invece è qui, abita a tutti gli effetti solo di giorno, chi lo fa per dei periodi più lunghi, meno lunghi, chi lo fa per motivi di studio, di lavoro, per motivi familiari, per motivi anche di turismo, perché no? Poi bisogna capire che tipo di turismo. Quindi sono moltissimi gli aspetti che possono essere
analizzati e devono essere analizzati, secondo me, in un quadro di complessità senza la quale ancora una volta rischiamo di perdere dei pezzi di questo quadro articolato. La città richiede delle grandissime competenze, perché sicuramente le condizioni di lavoro, di intervento in questa città e le condizioni ambientali sulle quali dobbiamo intervenire sono molto complesse. È stato detto in moltissime sedi, ma penso sia un concetto fondamentale, il fatto che questa severità di condizioni, una volta affrontato, possa presentare Venezia come un laboratorio anche di sperimentazione da tutti i punti di vista, sociale, tecnico, di innovazione, di conservazione, tale da poter essere esportato poi in situazioni che sicuramente o molto probabilmente saranno più semplici di quelle che noi dobbiamo affrontare. Nel mio scritto, che trovate all'interno del libro, che dà poi il filo rosso di questa operazione, chiamiamola così, si parla proprio di quelle che sono le difficoltà dell'operare in questa città, perché se noi pensiamo dai trasporti alle competenze appunto che vengono richieste, sia dal punto di vista dei saperi professionali, sia poi veramente della tecnica e quindi dell'operatività, sono moltissimi. Altra questione che portavo come elemento di ragionamento è quello di considerare, perché secondo me è necessario farlo, il problema del cumulo di interventi che vengono eseguiti in questa città, nel senso che finché noi continuiamo a ragionare su un intervento più un altro intervento più un altro intervento, se i numeri sono limitati forse si possono continuare a gestire così. Se noi pensiamo al futuro, ma possiamo constatarlo anche oggi, i cantieri si sommano, gli interventi di tutti i tipi si sommano, dalle vasche contro l'acqua alta, poi ci si può fidare o meno del Mose, ma insomma interventi di un certo impatto, piuttosto che l'introduzione di elementi di risalita verticali. Ma faccio un esempio: se ognuno di noi continua a risolvere il problema del controllo del microclima del proprio appartamento, della propria residenza, ognuno per sé, significa che se vogliamo continuare ad abitare questa città con gli scenari che ci si affacciano di umidità e di temperature, la città si riempirà di motocondensanti fuori dalle finestre. È un'idea, credo, un'immagine molto di impatto, ma con la quale voglio rendere il concetto che forse bisogna anche cambiare la scala alla quale si pensa l'intervento di restauro, quindi non soltanto edificio per edificio, ma comparti, mettere in atto degli altri sistemi che vengono utilizzati dal punto di vista concettuale, ad esempio per la progettazione strutturale, dove ormai è consolidato l'approccio per cui non è che tu puoi consolidare un edificio e non pensare a cosa avviene negli edifici attigui, ma questo forse potrebbe essere anche un argomento dal punto di vista ad esempio energetico, piuttosto che rispetto all'introduzione di elementi di sistemi di distribuzione verticale, facilitatori per intenderci, quali gli ascensori, le piattaforme elevatrici, eccetera eccetera. Cioè il richiamo a un concetto di comunità non è soltanto, come dire, autocelebrativo o commiserativo, non lo so, ma è proprio da un lato per riconoscere la tenacia con la quale si opera qua, dall'altro anche per conferire responsabilità e per cercare di spostare l'attenzione al fatto che forse la comunità si deve rendere un soggetto veramente collettivo anche dal punto di vista della committenza. Poi mi si può chiedere ma come? Qui dovremmo chiamare dei consulenti di progettazione economico-finanziaria, perché tutto un sistema di incentivi forse potrebbe favorire dei comportamenti virtuosi che vanno in un senso piuttosto che nell'altro, virtuosi sia dal punto di vista tecnico ma anche banalmente tesi al risparmio delle risorse. Quindi credo che dei gruppi compositi di progettazione a tutti i livelli dovrebbero intervenire per immaginare anche un modo diverso, anche proprio nell'approccio
al restauro, alla conservazione, all'intervento in questo contesto, ma proprio perché questo può essere anche importante rispetto ad altri casi. Quindi appunto il premio ai cittadini come riconoscimento e spostamento dell'attenzione sulla possibilità che le comunità diventino e siano riconosciute come soggetti attivi, ma che per me significa anche un'attribuzione di responsabilità che è tesa ai cittadini che hanno ricevuto appunto in premio questo libro e con la chiamata all'appello del libro stesso anche ovviamente alle istituzioni. Sono state chiamate 35 istituzioni a dare idee per Venezia, progetti o scenari, hanno risposto 33 istituzioni, una per mancanza di tempo, perché il tutto è partito ai primi di settembre, quindi è stata veramente una gara contro il tempo. Devo dire che oltre a Francesco Trovò e a me, Silva Menetto ha dato un contributo fondamentale, non soltanto di coordinamento editoriale, ed è sua l'idea della copertina riflettente, per cui onore al merito, che appunto ha questo significato sia di vedersi riconosciuti nel premio, sia di dare uno specchio nel quale interrogarsi su quanto è stato fatto e quanto ognuno di noi, ognuno dei soggetti che ha ricevuto questo libro potrà fare per il futuro. Quello che, scusatemi, quindi le istituzioni che possiamo vedere vanno dalla Regione, la Prefettura, il Comune di Venezia, l'Accademia di Belle Arti, l'Agenzia del Demanio, l'Associazione dei Comitati Privati, l'Associazione di More Storiche, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'Associazione Veneziana Albergatori, l'Ateneo Veneto, l'Autorità Portuale, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, la Confartigianato Imprese, la Confindustria Veneto Est, il Conservatorio, il Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche, il Corila, la Fondazione di Venezia, la Biennale, la Querini, la Fondazione Ugo e Olga Levi, la Fondazione Ca' Foscari, la Fondazione IUAV, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il gruppo SAVE, l'Istituzione Pubblica di Assistenza Veneziana, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, l'Ordine e la Fondazione degli Architetti, il Patriarcato, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, la Soprintendenza, l'Università Ca' Foscari, l'Università IUAV e appunto questo testo di Alessandra Chemollo che generosamente ci ha regalato le sue fotografie, che sono fotografie di una Venezia abitata, che qui ovviamente colgo l'occasione per ringraziarla, ma ringrazio anche Tiziano Scarpa che ha con una brevissima telefonata e con una, come dire, una comunione di intenti immediata ha aderito e ha accettato di leggere durante la cerimonia, alla fine della cerimonia, alcuni passi del suo catalogo delle onde, diciamo coronando la mia intenzione anche di promuovere un modo di parlare della città che adotti anche dei registri diversi, quindi non soltanto i testi istituzionali dei componenti della commissione, perché tutti i componenti della commissione hanno scritto, non soltanto l'istituzione, ma anche modi diversi di parlare della città, per cui la fotografia, piuttosto che parlare con altri modi delle fragilità ma anche della potenza della città, e qui l'acqua e le onde ne sono ovviamente un emblema, per me continua a essere un elemento importante. Il quadro che ne risulta non è un quadro ovviamente omogeneo, perché sono 33 pezzi di un puzzle che però non si capisce ancora quale sia la figura finale, ma ovviamente oltretutto nel ringraziare le istituzioni che hanno aderito, anche facendo un atto di fiducia, perché ovviamente hanno scritto al buio, cioè non sapevano chi sarebbe stato il premiato, perché questo è un aspetto fondamentale del premio, cioè soltanto durante la cerimonia viene dichiarato il
l'assegnatario di questo riconoscimento, quindi tutte le istituzioni hanno aderito, ovviamente sulla base di un discorso che abbiamo fatto, ma senza sapere l'esito, diciamo così, in maniera dettagliata, l'esito finale. Abbiamo illustrato il fatto che si sarebbe trattato di un premio speciale e particolarmente rivolto alla riflessione sulla città, quindi su questo progetto hanno aderito le istituzioni, e questo penso sia il lascito più importante, più interessante. Non credo, ma adesso io spero di essere smentita, sia mai stata fatta un'operazione del genere, cioè che tutte queste istituzioni, 33 istituzioni veneziane, siano presenti nella stessa sede a dire che cosa pensano della città. Ovvio che l'hanno fatto soltanto con dei brevissimi testi e in brevissimo tempo, quindi vi dico, il risultato è ancora molto disomogeneo, ma intanto in questo momento tutti hanno la possibilità di leggere quello che dicono gli altri, che mi sembra già un elemento interessante, e quindi il confronto, diciamo, l'abbiamo innescato. Questo era il mio intendimento. Spero che ci siamo riusciti. Dico l'ultima cosa, e poi spero che Silva Menetto voglia seguirmi nel ragionamento. Volevo fare una piccola riflessione sugli esiti, cioè sulla rassegna stampa e gli echi in città, perché mi sembra un altro elemento interessante. Allora, qui abbiamo portato un paio di copie, Silva gentilmente ha portato dall'Ateneo un paio di copie della rassegna stampa e anche qualche rivista che sono a disposizione, possono rimanere qui, insomma sono a disposizione. Nel senso che, a fronte di una mia personale consapevolezza del grossissimo rischio che correvo, non soltanto personalmente mettendoci la mia faccia, ma che facevo correre anche alla commissione, all'Ateneo, perché non era un premio facile da comunicare sicuramente. Molto più facilmente si sarebbe potuto premiare qualche intervento in città, come dire, molto più reclamizzato, ecco. L'operazione diversa richiedeva una fondatezza, una serietà di approccio che credo abbiamo dimostrato come commissione anche con tutti gli iscritti e con tutta l'operazione appunto anche collegata a questo libro. Devo dire che la stampa ci ha premiati sia su carta sia nelle riviste online, e io direi con 3 fattori. Uno, con un fattore di sorpresa, quindi il premio è stato comunicato come un elemento a sorpresa. Allora, non so se la sorpresa era un riconoscimento del coraggio, della temerarietà, ma comunque abbiamo sorpreso. Le altre reazioni sono state addirittura di commozione, cosa che ovviamente mi ha emozionato, e devo dire di entusiasmo, che io considero due elementi molto, molto positivi, perché forse restituiscono questo senso di comunità, cioè c'è stato qualcosa che si è innescato, qualcosa che è scattato, e quindi veramente ne sono stata io a mia volta commossa e assolutamente gratificata, perché credo che il messaggio che volevamo lanciare, e io in particolare volevo lanciare, sia giunto a segno, devo dire, poi con l'adesione assoluta di tutta la commissione, che a sua volta mi ha dato fiducia. Vi posso assicurare che non abbiamo ragionato poco su questi temi, ma credo che poi l'operazione finale sia stata interessante. Non so se Silva vuole aggiungere qualche cosa, ma anche per rompere il ghiaccio io avrei piacere che altri intervenissero. Allora, mi aggancio al discorso che è stato fatto sulla rassegna stampa. No, tranquillo. Va, grazie. Mi aggancio al discorso della rassegna stampa, grazie mille, perché devo dire che un po' per come avevamo ritenuto di lavorare per quanto riguarda la realizzazione del libretto nella scelta di chi avrebbe dovuto partecipare alla scrittura, la stessa cosa è successa per i giornali e per la rassegna stampa, o meglio, abbiamo deciso che
se noi avessimo allargato a tutto il mondo dell'associazionismo, a tutto il mondo del volontariato, a tutte quelle che non erano istituzioni che comunque vivono in città ma che non hanno una progettualità fattiva, o meglio, vi faccio un esempio, abbiamo deciso di non chiedere un contributo alla Fondazione Musei Civici o alla Guggenheim, che pure insistono fortemente nella vita della città, perché salvaguardano il loro patrimonio e promuovono il loro patrimonio, non hanno una vera e propria progettualità per quanto riguarda il futuro della città dal punto di vista operativo, diciamo, dal punto di vista culturale senz'altro, però lo hanno maggiormente istituzioni come può essere l'Acquerini, come può essere l'Istituto Veneto, che non hanno solo un patrimonio da tutelare ma promuovono delle operazioni culturali. Nello stesso caso pensavamo che aprirci all'associazionismo in un libro sarebbe stato, credo, fare l'enciclopedia Treccani alla fine, perché se avessimo raccolto veramente tutte le opinioni di tutti i gruppi che si sono venuti a creare in questa città, sarebbe stata una grossa operazione che non avevamo nemmeno il tempo di fare. Abbiamo optato per usare questo premio, questo libro come volano per aprire una tavola di dibattito con la città, e è quello che ci auspichiamo fortemente sia come premio che come Ateneo Veneto, in quanto l'anno prossimo sono i 50 anni del premio Torta e ci siamo chiesti, a partire da questo premio, che cosa voleva dire in questi 50 anni il restauro, come è cambiato nell'arco del tempo, come è cambiata la città, come è cambiato il nostro approccio anche a questo tipo di interventi. Per cui è un inizio, ci siamo ripromessi di fare un grosso convegno sul restauro, che però non si limiterà al restauro in sé, al senso del restauro, ma vuole poi coinvolgere appunto le associazioni, gli studenti, chi vive in città senza essere strettamente residente qui, ma chi la vive proprio quotidianamente tutti i giorni, per capire se esiste questa possibilità di incidere nelle scelte. Ce lo stiamo dicendo da tanti anni, io sono residente, parlo da residente in questo momento, ma ce lo stiamo dicendo da tanti anni, ce lo dice la stampa, ce lo diciamo fra giornalisti, ce lo diciamo fra politici, però bisogna vedere di riuscire a scardinare un po' quelli che sono i castelli che si sono creati inevitabilmente, per cercare di fare un po' leva magari e aprire un dibattito che sia diverso da quello che è stato fino adesso, mettendo tutti assieme possibilmente. Era quello che diceva Donatella all'inizio, quello che noi auspichiamo fortemente, un anno di tempo per avviare questi discorsi. Nei confronti della rassegna stampa abbiamo avuto un po' le stesse difficoltà. C'è chi si è aperto immediatamente alla notizia dicendo wow, che cambio di passo, non c'è un progetto ma c'è una comunità premiata. Perché provate a pensare anche semplicemente, se non ci fossero i residenti, si rompe una lampadina, si rompe una conduttura del gas, si rompe una conduttura dell'acqua, chi è che telefona, chi è che si preoccupa di segnalare che c'è qualcosa che non va in città? Sicuramente se fossimo una Disneyland in cui vivono solo turisti, questo non succederebbe. Il valore di essere residenti è anche di prendersi cura non solo di casa nostra, ma di tutto quello che è l'abitato di questa città, che mi piace ricordare Francesco Trovò durante la cerimonia, ha detto è un po' come una fabbrica, è come la Basilica di San Marco che è in continuo restauro, e così la nostra città è una grande fabbrica all'aperto in cui bisogna continuamente intervenire, e siamo noi che dobbiamo intervenire perché siamo cittadini. I colleghi della stampa, vi dicevo, alcuni hanno preso con entusiasmo
questa nostra proposta. Altri un po' pigramente hanno detto ma è un intervento concettuale. È quello il bello, la sfida è quella, un intervento concettuale che però vorremmo che diventasse qualcosa di fattivo, per cui è un inizio, abbiamo lanciato il sasso e speriamo che adesso si inneschi appunto questo dialogo, tanto è vero che la stampa un po' alla volta sta reagendo anche a distanza, anche la stampa estera, perché si recepisce questa novità che non è stata semplicissima da comunicare, soprattutto anche per la brevità dei tempi che abbiamo avuto di intervento, però si comincia a far parlare, quindi l'invito è appunto a continuare a parlarne per vedere che cosa può scaturire da questa cosa. Questo è tutto. In questa sala ci sono, se posso permettermi di invitare qualcuno a dire la sua, ci sono alcuni delle persone che hanno contribuito a questo volume. Sì. Rappresentanza della Querini Stampaglia, forse Marigusta può aggiungere qualcosa, non so se vuoi... Giorgio Busetto. Allora io ho trovato non per bloccare la parola di altri, intendiamoci, ma solo per innescare il discorso. Vuoi venire? No, ok, ci sentiamo. Allora io lo trovo un metodo, un modo per parlare della città e per attivare il dibattito incredibilmente stimolante. Trovo che non sia l'unico modo, cioè che l'attivazione debba avvenire attraverso tantissime altre azioni che ciascun cittadino, ciascuna istituzione, le associazioni che già si stanno muovendo molto, la stessa associazione che è rappresentata a Rialto Mio, ma anche le università straniere, cioè tutti appunto gli abitanti, cioè chi vive la città, la usa, la ama in realtà, possano con tante azioni diverse attivare un senso di responsabilità, ecco, nei confronti della città stessa e delle istituzioni che poi hanno anche degli obblighi e dei doveri. Io trovo che sia importante, ogni istituzione ha un suo progetto, ha una sua visione del futuro e ciascuna di queste cose aiuta poi a vedere il progetto della città di oggi, della città di domani e della città del futuro. Sì, forse bisogna raccontarselo un po' di più. Ci abbiamo provato tanti anni fa, ci avete provato di nuovo adesso, è importante la comunità, è importante raccontarsi le cose, è importante fare. Io penso che il fare sia veramente il motore importante. Sì, penso che ciascuno di noi in termini diversi, a livelli diversi, stia pensando con responsabilità a cosa succede oggi, a come poi mantenere o disegnare, ecco, un futuro per la comunità della città. La Fondazione lo sta facendo in tanti modi diversi, con un restauro continuo perché è inevitabile che questo succeda, con la qualità del servizio, cercando di pensare a qual è l'esigenza di un pubblico oggi, che è sicuramente diversa da quella di un pubblico ieri, soprattutto di quello prima della pandemia, durante la pandemia. E quindi sono tutte azioni che riguardano tantissime cose, il servizio di biblioteca, il servizio di museo, le attività culturali, il restauro, la logistica piuttosto che l'attuazione di un nuovo servizio digitale, un'architettura del digitale dentro a un servizio culturale. Quindi
grazie per questa iniziativa, perché l'ho trovata coraggiosa, assolutamente coraggiosa, ma l'ho trovata uno stimolo importante che ciascuna delle persone che riceve questo libro, che ha assistito insomma a questo processo, può in qualche modo pensare di avere fatto un gradino in più, ecco, rispetto a prima. Grazie. Tantissime volte sulle ipotesi del fare, no? Nell'Università Internazionale dell'Arte che lui presiede, quando io vice presiedevo, ma tante altre occasioni. Una di queste è stata la presentazione del volume che l'Acquerini ha realizzato su Giuseppe Massarioli. Credo 7 anni fa con lui abbiamo fatto un PowerPoint in occasione di quella presentazione e io ne ho stampato alcune slide. Sono delle citazioni che sono prese soprattutto da interventi di Mazzariol del 63 e del 69 che sono tornati un po' in qualche modo quello che diceva prima Maura Manzelli, e cioè che cos'è la città, come si fa a intervenire sulla città, no? Cioè, la questione del restauro è una questione che si può porre solo a partire dalla questione della città, altrimenti è un intervento privo di motivazioni, privo di significato, con motivazioni forse solo sentimentali. Cioè voglio salvare una cosa perché quella cosa è vecchia, mi piace vederla, ha per me un senso affettivo, ma non era questo quello che interessava, non è questa la vita, no? Allora, la prima di queste citazioni: bisogna individuare le ragioni per le quali Venezia ha da sopravvivere, quali sono veramente le possibilità espressive di questa città nel contesto civile, che cosa Venezia può e deve dire al mondo di oggi. È del 69 come quest'altra. Che cosa si vuole che sia Venezia per i veneziani e per gli uomini di tutto il mondo? Quell'unicum che tutti sognano di visitare almeno una volta nella vita, la città inimitabile? È evidente che questo non è il fine utile per salvare Venezia, anche se può essere la motivazione sentimentale più vera e legittima. Posto che si voglia veramente salvare Venezia dallo sprofondamento e che ci si predisponga a restaurarla interamente, dopo un secolo e mezzo di quasi totale abbandono, siamo nel 69, quindi il secolo e mezzo è l'Ottocento e la prima metà del Novecento. A qual fine si farà tutto questo se il fine non lo si conosce? Ecco il tema, no? Nessuna provvidenza di semplice... Questo è invece una citazione dalla pubblicazione della Pianta del De Barbari del 63, che nel pensiero di Massariol è una tappa fondamentale di riflessione sulla città e sul come intervenire sulla città, ma che poggia in realtà sulla mostra del 54 a cui lui ha partecipato insieme con gli altri istituti. Ecco, la cosa curiosa è, citavo prima lui ha 6 istituzioni culturali come soci. Questo intervento è un intervento che poggia sulla partecipazione di tutta una serie di istituzioni culturali. La mostra su Venezia del 54, che pone già tutti gli interrogativi, tutti i temi, è una mostra che è realizzata da tutti i direttori o vice direttori delle maggiori istituzioni culturali veneziane. Cioè, voglio dire, siamo sempre lì, non riusciamo mai ad andarne fuori, ma almeno ci pensiamo. Ecco, questo almeno si può dire. Allora nel 63 scrive:
Nessuna provvidenza di semplice mantenimento potrà salvare Venezia da un progressivo, inarrestabile degrado, fino allo snaturamento, che è ancor peggio della tanto paventata vanificazione. Il problema di Venezia, quale si evidenzia per confronto con i tempi attuali dalla prestigiosa documentazione di Jacopo de Barbari, è tutto e solo in un ripristino moderno, audace e intelligente delle condizioni effettuali del miracolo urbano e civile di Venezia. Solo ritrovando la giusta misura di quella vita ricca e varia si potrà disporre dei mezzi di conservazione della città. Ogni possibile intervento di carattere tecnocratico non potrà che compromettere la situazione di Venezia, che solo nella individuazione di nuove espressioni di vita comunitaria potrà ritrovare la conseguente e corrispondente ripresa di una giusta misura formale. Ecco, allora, Mazzadio non ha dato nessuna soluzione, ma ha posto la questione in maniera, direi, esemplare. Cioè, e a chi la poteva porre se non alla politica? Perché era lì che occorreva prendere le decisioni, creare una leadership, indirizzare la città a un nuovo funzionamento, quello che lui chiama le deleghe della città, no? Una città che ha un rapporto con un territorio e che serve a un territorio. A cosa serve Venezia al territorio? Oggi come oggi serve solo al turismo, no? Ed è una vecchia questione, mai risolta, è stata posta varie volte in varie maniere, con le riflessioni, con i convegni e così via, ma nessuno ha mai dato il là rispetto, per esempio, tutta la tematica trasportistica. Venezia che ha il porto, l'aeroporto, anzi ne ha due, e ormai c'è anche Treviso, no? Quindi ormai ne ha 3 di aeroporti, ha l'autostrada, ha la ferrovia, ha l'alta velocità, ha l'idrovia, cioè ha tutto quello che può servire per trasportare persone e cose. Nessuno ha mai pensato a come si possa sfruttare questo privilegio dal punto di vista logistico. Nessuno ha mai detto non c'è situazione in cui si sia pensato a. Non solo, ma Venezia è sempre stata pensata staccata dalla sua terraferma. E già la mostra del 54 evidenziava la sciocchezza, la stupidità di questo atteggiamento, no? Quindi la sostenibilità a Venezia significa legare sempre di più e sempre meglio Venezia alla sua terraferma e individuare dei ruoli per cui Venezia sia funzionale alla terraferma prima che a se stessa, al di là della funzione turistica. Luca. No, io penso di sì che tu abbia qualcosa da dire, se non altro come vuoi, visto che a me sembra che una delle questioni di fondo che tutti abbiamo posto è proprio quella degli diversi interlocutori, e non a caso prima, non mi ricordo più chi lo diceva, forse Maura, forse qualcun altro, il fatto che parliamo di abitanti, ma abitanti in senso ampio. Io su questo personalmente lo considero veramente un problema vero. Smettiamola di parlare solo dei residenti come quelli iscritti all'anagrafe. Francamente mi pare veramente fuori dal tempo e fuori come? Di chi dorme a Venezia. Di chi dorme a Venezia. Quante notti. Quante notti. Ma perché c'è un mondo di pendolari anche. Sì. No, ma è per questo che dicevo, cioè la città per prima cosa forse deve chiedersi che cosa vuole essere, perché può essere, basta deciderlo, basta che ci mettiamo d'accordo, può essere la città del turismo, può essere un set cinematografico, può essere un set da matrimoni, perché sto collezionando delle fotografie di divertenti spose congelate che si portano dietro. Devo dire che per un periodo è stato anche una meta di turismo di calamità, cioè devo dire che
perché dopo gli eventi catastrofici c'erano i barconi che portavano, no, i turisti a vedere le cose più disastrose, quindi può essere qualsiasi cosa. Se vogliamo che sia una città per abitanti appropriati, chiamiamoli così, e un modo appropriato di vivere, di abitare, che significa abitare poi appunto anche questo in senso lato, cioè lavorare, studiare, fare sport, vivere la laguna, vivere l'acqua, per vivere anche le potenzialità di questa città. Dobbiamo darcelo come obiettivo. Non è così banale stabilire l'obiettivo, perché poi ci si attrezza, come si dice, cioè si possono stabilire criteri, strumenti, tempistiche, progetti, fare reti, però forse sulla questione degli obiettivi vale la pena investire un po' di energie. L'altra cosa, ma proprio lo dico finché non prende parola qualcun altro, io mi sono formata su queste cose, ad esempio all'Acquerini, al progetto che tu Giorgio hai portato avanti in quel periodo su Mazzariol, è una di quelle attività, ad esempio, quando si parla di progettualità, no? Una di quelle attività che l'Acquerini ha fatto, che altri istituti fanno, di crescita, diciamo, intellettuale, culturale, di alcuni soggetti, di disseminazione, di modo che questa eredità poi passi di mano in mano e venga amplificata. Il ruolo, ad esempio, dell'università in tutto questo scenario forse è ancora debole in relazione alla città. Io ci ho tenuto perché nella locandina venisse messo a questa addirittura triplice veste mia in questo caso, cioè al di là della questione di essere presidente del premio, di essere un socio dell'Ateneo Veneto, sono un ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, ma l'ho scritto proprio non soltanto per dirlo agli altri, forse anche per dirlo alla mia università, dell'importanza di queste relazioni, perché altrimenti anche l'università che sta in questa città, se sta qui, deve trovare forse dei radicamenti maggiori. Questo vale per lo IUAV così come per Ca' Foscari. Però ecco, io credo molto in questa disseminazione, quindi in questo lavoro di crescita che ad esempio io personalmente all'Acquerini riconosco in pieno. Posso intervenire io finché Luca? No, io sono... No, ma tu sei obbligato poi per dire qualcosa. Allora, intervengo allora in qualità di UBA, che è stata fondata da Mazzariol e che quindi contraddico il dottor Musetto, che è una cosa che mi diverte tra l'altro, perché non penso che Mazzariol abbia solo posto i problemi, ma anche dato delle soluzioni, nel senso che dopo l'Acqua Granda lui e Raghianti istituiscono l'Università Internazionale dell'Arte con lo scopo di salvare i beni della civiltà da quella che loro definiscono l'emergenza ecologica, no? Che secondo loro doveva essere risolta nei successivi 30 anni, a quanto pare siamo andati contro le loro aspettative, però io trovo che in quello ci sia ovviamente una visione, sono parte in causa, però credo che nell'insegnare anche le tecniche di restauro, con un approccio ovviamente diverso da quello che può essere lo IUAV, Ca' Foscari all'università, una docente, via, e credo sia un modo di intervenire, e poi questo è un mio pallino, mi perdonerete, con i giovani, cioè andando a formare dei ragazzi che apprendono delle tecniche che sono la base del restauro. Dopodiché mi sono ritrovato, allora trovo che l'iniziativa e questa opera, che è stata correttamente definita di coraggio, sia funzionale, nel senso il fatto di aver messo assieme più persone anche con diciamo il risultato minimo di ottenere che leggendo il loro articolo possano leggere quello degli altri mi sembra furba ed efficace. Ho trovato assolutamente interessante e appropriato sia il tema sul quali sono i cittadini, no? Gli abitanti, non abitanti o chi vive in un qualche modo urbe, e ho trovato interessante soprattutto l'analisi sul termine della salvezza, no? Salviamo chi da cosa. E rispetto a questo io ho
molto efficace un intervento di George Carlin, che è uno stand-up comedian, che parlando invece non di Venezia, ma vuol dire del mondo, no? Di questa passione dell'uomo per salvare il mondo, fa un'analisi che può sembrare banale ma secondo me è intelligente, cioè lui dice salvare chi da cosa, no? E soprattutto che quando noi diciamo che vogliamo salvare il mondo, lui con una perla molto sarcastica dice che il mondo si salva tranquillamente da noi. Quando noi diciamo che vogliamo salvare il mondo, intendiamo che vogliamo salvare il mondo con noi dentro, cioè noi vogliamo salvare noi stessi, non il mondo. E quindi per arrivare a Venezia trovo interessante cosa vogliamo salvare di Venezia, cioè se Venezia con noi, ma con noi cittadini che dormono, con noi pendolari, con noi tutti che girano. E rispetto a questo, torno da dove sono partito, credo che rispetto a qual è lo scopo, in un qualche modo, qual è il fine per cui questa città si deve salvare e con chi dentro, e Mazzarola ha già risposto anche a quello, nel senso che lui definiva, aveva fatto questo motto che era Venezia città computer, no? Cioè dando verso una, stiamo parlando degli anni 60 e quindi siamo avantissimo, però dando verso ovviamente una destinazione, no? Di lavoro intellettuale, di un certo tipo di, probabilmente quella che adesso ormai è già consolidata, noi vediamo, no? Negli Stati Uniti, no? la California, San Francisco, tutto quell'indotto che si basa in realtà sulla concentrazione in un posto degli elementi più brillanti che ci possono essere in uno sviluppo, potrebbe esserlo, e però sempre in termini di restauro e per partire da definizioni base, no? Dipende, cioè, il restauro dovrebbe prevedere l'uso del bene, cioè io salvo un bene perché sia usato dall'uomo contemporaneo. Ho trovato, continuo a dire le stesse cose, però è interessante il concetto del motocondensante, quindi un palazzo, non 20 motocondensanti, ma magari un impianto collettivo, però su questo dobbiamo capire come vogliamo arrivarci, cioè il tema della sostenibilità. È possibile che Venezia credo sia l'unica città al mondo, o nei paesi sviluppati, in cui il trasporto non è condizionato alle emissioni, per cui i barchi e vaporetti possono inquinare in maniera diversa da quanto inquinano le auto in un centro abitato. È possibile che Venezia, inteso come isola storica, si escluda dalle normali utilizzi di fonti rinnovabili tipo pannelli solari, che non sto dicendo come, ma è compatibile con una città che voglia guardare al futuro, stabilire che dobbiamo usare carbone, fossile, gasolio e energia elettrica fornita da quel modo e non avere un piano B, diciamo. Cioè facciamo un sacco di convegni, abbiamo un sacco di incontri in cui si parla della sostenibilità nel mondo, la laguna è sicuramente un ecosistema delicatissimo, ma poi ci sono le cose che la persona, cioè normale, noi non possiamo pretendere che uno nel 2025 stia senza aria condizionata perché è brutto il motocondensante, cioè dovremmo trovare delle soluzioni. Così non possiamo neanche prevedere che se si chiede a Zenarino può avere un impianto solare e a Venezia non ci sia una previsione da studiare, da pensare come potrebbero essere dei campi di pannelli solari che vadano a fornire la città. Ci sono delle evoluzioni di collettività, di comunità che si possono fare, però torniamo sempre lì, è lo scopo, è il fine, è il tema di chi salviamo da chi, secondo me. Anche secondo me è una questione di soggetti, no, nel senso che una questione è l'azione individuale, cioè l'azione promossa dal singolo che interviene su una piccola porzione con delle logiche per forza di cose limitate. Altra cosa è riuscire a spostare, non ho la soluzione in tasca, non so con quali mezzi, ma avere ad alcune scale un committente collettivo. La questione dell'energia è un esempio, ma probabilmente riguarda moltissimi altri aspetti, perché a parte la questione dell'economia di scala che si potrebbe innescare, a parte la questione poi di conoscersi comunità, che è un altro poi dei fattori, non abbiamo usato oggi il termine del patrimonio immateriale, però poi il senso è anche quello, no? Cioè si conserva o si restaura, si interviene sui beni materiali, ma si conservano, restaurano, innovano anche i beni immateriali e la collettività è uno di questi. Quindi anche questo senso di essere soggetto collettivo, che è il committente, colui che promuove delle azioni, anche proprio per la vita quotidiana, come dicevamo, no? Perché è una questione di trasporti, è una questione di approvvigionamento dei viveri, perché ci sono delle zone della città che fanno fatica in questo senso, è una questione di avere delle
degli standard, diciamo così, di comfort che siano adeguati o comparabili con quelli di chi sta in altri territori, cioè non è possibile che stare qui sia sofferenza, cioè per carità un prezzo da pagare che siamo tutti felici di pagare, cioè qualche scomodità va bene, per carità, però non può diventare un elemento di selezione, no? Perché credo sia anche profondamente sbagliato. È anche una questione di diritti, se vogliamo, cioè, perché poi adesso stiamo parlando potremmo parlare di eliminazione delle barriere architettoniche, cioè ci sono, che non significa per forza avere rampe ovunque, ma avere un pensiero complesso sulla città, su appunto chi la frequenta, chi ha diritto di farlo, come si fa. È anche una città dove si raggiungono moltissimi posti con mezzi alternativi o di integrazione tra il percorso a piedi e il percorso con i mezzi pubblici, i vaporetti eccetera, quindi, o le barche appunto. E quindi ecco, penso che l'altro fattore sia anche questo, cioè provare a pensare all'intervento non soltanto messo in atto, promosso da soggetti individuali, ma da un soggetto collettivo. Cioè da chiedersi se esiste il soggetto collettivo, perché anche questa operazione del premiamo i cittadini, tutti hanno detto sì che bello, siamo tutti premiati, poi qualcuno ha cominciato a dire sì, però non siamo proprio tutti virtuosi, è anche vero, quindi in realtà non è un soggetto da dare per scontato, anche forse a livello di comunicazione ovviamente abbiamo un po' premuto per dire a tutti i cittadini. Poi è vero che anche questo non è diciamo così, un onore per nascita, ma cittadini si diventa in maniera consapevole, con delle azioni. Era per questo che anche accennavo al senso di responsabilità che questo premio vorrebbe. Sì, consapevolezza, responsabilità, ma anche il fatto di farsi soggetti attivi, cioè altrimenti questi discorsi non hanno senso, no? Cioè, altrimenti è una cultura sempre del subire, cioè si subiscono le leggi, si subiscono i vincoli, si subisce tutto. In realtà forse è tutto da interpretare, cioè se si vogliono seminare degli elementi di innovazione bisogna essere anche dei soggetti fortemente propositivi. E poi appunto bisogna scegliere se siamo propositivi come singoli o pensiamo che ci siano degli ambiti, non dico il tutto, ma ci siano degli ambiti dove il soggetto innovatore e promotore è la collettività. Credo che si debba andare verso un salto di scala di questo tipo, anche proprio negli interventi di restauro, perché la moltiplicazione proprio il numero degli interventi ha un impatto. Adesso magari non so se qualcuno vuole intervenire anche del settore, ma è un elemento importante. No, certo, è un problema anche di scala. Basti pensare all'interno anche solo dei beni culturali, al numero di scuole, più che altro unico, al numero di chiese, o al numero di altri edifici che potrebbero anche costruire una rete all'interno di una progettualità operativa. Venezia è una città in effetti dove qualsiasi tipo di intervento di restauro ha un certo impatto per la stessa natura del suolo, per la scarsità dello spazio, per il tema dei trasporti, per cui effettivamente i cambi di scala sia a livello del bene culturale, come per citare l'esempio dei motocondensanti per ogni unità, sia a livello dei beni nella città, è un tema sicuramente che dovrà essere, e non solo, anche a livello di pianificazione, in effetti, del discorso energetico, cioè non sempre i beni, certo i vincoli pongono e creano delle iniquità, no? Rispetto alla possibilità di accedere a determinate possibilità di recupero dell'energia. Per cui la sfera della pianificazione dell'energia è sicuramente qualcosa che può, evitando magari i danni sul bene culturale, ma assicurare anche a livello sociale, a livello economico un'equità
nell'accesso ai benefici energetici, economici. Sì, può essere una chiave quella di spostare l'ambito di intervento, nel senso di appunto pensarlo a una scala maggiore, non soltanto del singolo. È chiaro che questo mette in campo delle competenze gestionali che cadono in mano a soggetti non noti o noti, ma diciamo. No, ma forse questo impone anche il fatto di rendere più articolato, non voglio dire complesso, ma più articolato anche il team di chi deve pianificare piuttosto che valutare, piuttosto che proporre. Cioè non si può andare avanti, secondo me, cioè gli scenari non possono essere semplici né semplificati, perché o ci rendiamo conto che c'è una complessità da identificare e da gestire e da progettare, ma altrimenti per semplificazioni secondo me non se ne esce. Poi ognuno può fare il tassello, sono d'accordo con quello che diceva Maribusta, no? Cioè ogni istituzione giustamente e in maniera assolutamente legittima vede lo scenario complessivo dal punto di vista della propria identità e della propria progettualità. Ma se questa è composta in uno scenario più complesso, che probabilmente non è un pensiero che compete alla singola istituzione, ma forse è anche in questo caso un pensiero collettivo. Allora ci sono strati diversi, livelli diversi, decisionali, progettuali, anche di competenze, perché ovviamente, ad esempio, abbiamo citato prima il mondo dell'associazionismo, non è il mondo delle istituzioni culturali, non è il mondo della politica, cioè sono strati diversi che però devono avere degli intrecci. Allora ognuno ha competenze diverse, è in grado anche di formalizzare in maniera diversa quelle che sono le necessità e quindi le istanze, le richieste che si fanno, e poi c'è appunto il mondo dell'amministrazione e il mondo della politica, che anche qui sono diversi. Ognuno però un input lo può dare, però anche qua secondo me è importante la questione della consapevolezza, nel senso che è una questione di dare input ma anche di chiedere risposte. Cioè il fatto di chiedere a 33-35 enti di dire, cioè di esprimersi, è una richiesta precisa. Allora io poi durante la presentazione quel giorno giocavo un po' sui termini, cioè si parla sulla città, della città, alla città, aspettiamo risposte dalla città, cioè ci devono essere dei piani diversi di discussione, di interlocuzione, ma secondo me è importante che ognuno appunto con registri diversi, con modi diversi, con competenze diverse, con appunto stratificazioni diverse, ma ci devono essere degli intrecci ricchi, perché se continuiamo a semplificare, secondo me con la cioè non è un mondo semplice, è un mondo complesso, articolato. Prego. Netto che ha chiarito tutti gli interventi, tutti molto. No, volevo dire che come Dante Alighieri poco tempo fa alla Scoletta dei Cavalieri abbiamo presentato il libro di un economista che è Giupponi, immagino forse lo conoscerete, immagino, un libro molto semplice ma molto interessante dal punto di vista metodologico, perché si pone il problema che cosa vogliamo fare in questa città e se lo pone anche diciamo, in una dimensione abbastanza temporale, abbastanza lunga, che mi pare interessante. E appunto questo suo apporto mi è sembrato interessante metodologicamente proprio perché cioè vogliamo fare una città turistica, quindi sicuramente insomma dare vendita solo al turismo, cioè adesso lo dico paradossalmente, allora bisogna muoversi in questa direzione, fare questo, vogliamo fare una città invece abitata, con gli abitanti che hanno quelle caratteristiche che sappiamo e allora bisogna muoversi in questa direzione
cioè fa delle ipotesi di tipo metodologico a seconda della progettualità che sta dietro a lavorare su Venezia e sui suoi abitanti. E solo questo è un grande ringraziamento a tutti i contributi che sono stati, come ha detto Silva, è un inizio molto molto stimolante e interessante. C'è tanta strada da fare. Lorenzo, avevi chiesto la parola. Di fatto Venezia è tra le città più restaurate d'Italia, perché tutti i monumenti, diciamo, più importanti sono stati restaurati, perlomeno puliti. Mi riferisco soprattutto alle superfici, per cui secondo me si dovrebbe pensare adesso alla manutenzione, cioè mantenere questi edifici, diciamo, restaurati in condizioni ottimali anche dal punto di vista estetico, per cui si deve pensare da un lato, per esempio, a quale può essere, non so, l'impatto di un porto offshore, per esempio a Lido, che si trova chiaramente sopravvento rispetto a Venezia, per cui le navi che stazionerebbero in quella posizione inquinerebbero la città, che sarebbe destinata in pochissimo tempo a risporcarsi, diciamo, ad avere ancora le croste nere in formazione su tutte le facciate delle nostre pietre. Dall'altro si deve pensare a mettere a punto invece dei protocolli manutentivi, cioè sovrintendenza e comune dovrebbero pensare a mettere, appunto, a dotarsi innanzitutto di personale e poi di protocolli, diciamo, per conservare le superfici pulite. Io ho già detto, diciamo, io sono sempre più arrabbiato con il comune perché, diciamo, non fa nulla per impedire, diciamo, la sistematica l'ordura, diciamo, no? Delle superfici anche dell'edilizia comune, i graffiti dappertutto. Pensate solo al ponte di Rialto, anche il ponte di Rialto non è protetto, non ha delle telecamere, per cui, diciamo, ci sono le 4 saracinesche che sono al culmine, che sono, no, ricordano appunto New York degli anni 70, insomma, no? E lì il sindaco Giuliani ha stroncato, diciamo, la mania di questi deficienti che scrivono, sporcano, diciamo, tutte le superfici possibili. Per adesso quelle dei monumenti sono abbastanza rispettate, ma si comincia a vedere un'espansione anche verso queste superfici del graffitaggio, diciamo così. Altre osservazioni? Io leggerò il libro che non l'ho ancora letto con grande piacere. E non c'ero mi hanno dato la copia questa sera, mea culpa, non dico niente. Per cui mi sembra una bellissima iniziativa e tanto di cappello a tutte le istituzioni per quello che stanno facendo. La mia impressione, anche parlando con persone che gestiscono palazzi, che fanno attività, è che inevitabilmente questa sarà, ed è già in gran parte, una città per ricchi. Arriverà una città Sarà una città per ricchi. Una città per ricchi. Perché è quasi inevitabile. L'idea che era proposta è che questa sarà una città dove sarà abitata da persone che stanno una parte dell'anno, perché magari vivono anche principalmente in altri centri. C'è stata un'iniziativa, mi ricordo, mi pare dello IUA, una proposta, non un'iniziativa, di attrarre questi creativi digitali, queste persone che possono lavorare ovunque, creando palestre, una cosa che mi ha molto irritato, pensando 2 giorni fa che ho pagato l'IMU senza fargli pagare le tasse come incentivo per venire a Venezia, che è una cosa che io trovo irritantissima personalmente. Allora, è un po' l'unica forse possibilità, in un certo senso, perché se io penso alla Venezia della mia giovinezza, Santa Marta quando avevi 14 anni era anche un po' preoccupante, non è che ci andavi così tranquillamente.
E d'altra parte chi sta restaurando, io non ho dati alla mano, ma penso che chi ha restaurato molto, e non parlo di monumenti naturalmente, ma di case di abitazioni normali, sono poi quelli che hanno dovuto riadattarle in maniera decente per affittarle per i turisti, per locazioni turistiche, e quindi espellendo una parte della popolazione. Quindi il restauro da quel punto è virtuoso per l'edificio, senza dubbio, per la città, non so quanto per quelli che sono i cittadini e gli abitanti. C'è un po' di paradosso forse sul punto di vista. Un elemento di associazionismo, noi abbiamo già provato a scontrarci con un muro con l'amministrazione, ma come sapete c'è un movimento anche piuttosto consistente che fa capo a Segre come regista per limitare gli Airbnb e quindi limitare questo fenomeno di turismo, che per ora però non ha nessun sostegno da parte dell'amministrazione pubblica. Sappiamo che il sindaco ha poi invitato i proprietari di case che sono sulle piattaforme turistiche dicendo siete liberi di fare assolutamente quello che volete, a fronte dell'unica legge italiana che permette al nostro sindaco di limitare la locazione turistica. Io ho avuto esperienza personale con giovani architetti, coppie disperati perché qui si può trovare a alti prezzi per un anno, per 6 mesi, ma non si trova una locazione che ti permetta una certa continuità. Un 4+4 a Venezia non esiste quasi più, a meno che non ti diano un magazzino senza finestre, questo mi hanno detto. Quindi è un problema che questo, quale modello, quale abitante e quale residente. Io capisco che non è possibile tornare alla Venezia degli anni 50 o 60, e anche forse non vogliamo neanche tornare su quella Venezia. Io ho sempre l'esempio, Lorenzo, se tu guardi il film, che in inglese si chiama Don't Look Now, è del 1973 con Donald Sutherland, Julie Christie. In italiano hanno fatto una pessima traduzione, a Venezia un autunno rosso shocking, credo sia. È una specie di film horror che si svolge a San Nicolò di Mendicoli durante il restauro. Era una città cadente, se tu guardi le immagini di Castello era cadente. Ora la città è tenuta bene, però dobbiamo anche essere consapevoli, essere onesti di dire ok, però il modello probabilmente sarà un modello come c'è adesso di lavoratori o di persone che poi lavorano nei ristoranti, nelle alberghi, che se uno torna alle 11 di sera da Mestre vede questo flusso ininterrotto di extracomunitari, nella maggior parte, che dormono. Quindi Mestre è diventata in parte una città dormitorio per chi fornisce un servizio a Venezia. È questa l'integrazione fra terraferma e città che vogliamo? Non lo so. Ecco, nel senso che vediamo anche un po' di problemi e fanno parte del quadro. Non che sia una cosa che devono risolvere le istituzioni, naturalmente culturali. Però l'amministrazione pubblica e l'amministrazione comunale delle responsabilità su questo, insomma, mi pare che ce l'abbia. Sì, non sta a me dirlo. No, io avevo qualche cosa da dire sul fatto che la città è conservata bene, nel senso che secondo me la città è conservata bene, poi bisognerebbe fare anche molti ragionamenti sui tipi di interventi che sono stati fatti grazie agli ultimi bonus, sulla qualità degli interventi e sulle ripercussioni che ci saranno nel giro di qualche anno, sinceramente. Poi che moltissimo sia stato fatto sicuramente, cioè la mostra che è in corso proprio all'Acquedini in questi giorni, da poco inaugurata, con le fotografie di Ferrigno, fanno vedere una città che è un'altra cosa dal punto di vista di quello che si vede rispetto a quello che c'è adesso. Però forse dobbiamo fare un altro distinguo, scusatemi, io sono quella dei distinguo. La città che si vede camminando dalle calli, dai campi e soprattutto dalle vie di maggior flusso turistico, e sarà perché io ho anche una barchetta, la città che vedi dai rii, e nei rii, soprattutto interni, non ci vanno i turisti. Allora, quando si vede l'altra faccia della medaglia, sinceramente a me viene una grande preoccupazione dal punto di vista del degrado anche fisico, cioè è veramente l'altra faccia della medaglia. Sembra una città diversa, molto più simile a quella di Ferrigno piuttosto che non a quella che vediamo adesso con questi intonaci molto, come si dice, caramella, non lo so. Veramente è una città dove
proprio perché non si vede, cioè non si vede dal punto di vista della città che dobbiamo vendere, tra virgolette, gli investimenti sono decisamente minori. Io adesso ho da poco promosso all'interno dello IUA, cominceremo a febbraio, un lavoro di ricerca, ad esempio, su tutta la fascia del piano terra della città, quello che possiamo chiamare l'attacco a terra della città, che ha appunto un risvolto anche di utilizzo, di intensità di utilizzo per tutto ciò che può essere commerciale, ma tutto ciò che non è commerciale, che quindi non ha senso dal punto di vista dell'investimento, versa anche in condizioni di degrado dal mio punto di vista preoccupanti. Se appunto uno si fa un giro per i lì e guarda tutta questa fascia di piano, ho chiesto a mio figlio di fare un video che prende solo piano terra, prego. Anche quello che sta sotto il piano terra. Appunto, ma per quello da vedere, capito? Cioè, piano ecco, immaginarsi di tagliare al solaio del primo piano e guardare da lì in giù, con l'acqua anche che sale e cresce, così si vede un pochino appunto anche di quello che c'è sotto. Tutta quella fascia lì non è una fascia di intervento sensato dal punto di vista dell'investimento, se si ragiona nella logica del singolo. Questo è un altro ambito dove forse bisogna cambiare registro, cambiare passo e capire che ci deve essere un altro tipo di interesse collettivo, di intervenire su quei piani terra inondati dall'acqua, perché comunque l'acqua continua, cioè meno di prima, ma comunque anche soltanto il senso di insicurezza non ti fa certo investire nei piani terra, perché sono comunque malsani, eccetera. Cioè ci sono delle condizioni che persistono anche soltanto per il fatto che comunque il livello dell'acqua si è alzato, quindi ci sono degli aspetti per cui questa città tutta restaurata, sì, per quello che si vede o per quello che vogliamo vendere della città, cioè l'immagine che vogliamo vendere della città. Poi sulla sostanza devo dire che ho qualche dubbio, per quanto tantissimo sia stato fatto dalle istituzioni, dai singoli, tantissimo, però appunto ci sono degli aspetti che sono ancora secondo me dei buchi neri. Qualcun altro ha voglia di intervenire? Se non avete altri interventi da fare, concludiamo qui sapendo che è un po' il registro delle buone intenzioni, perché in realtà questo è il problema sostanziale che resta, che quando pensiamo a una responsabilità collettiva non sappiamo bene poi come è un primo passo, come giustamente diceva Maura o Silva prima, e bisogna un momentino innescare dei meccanismi nella nostra tentativo di coordinare le diverse istituzioni. È un primo tentativo che abbiamo fatto, ma è, come vedete d'altra parte dal numero dei presenti, molto molto complicato. Quando Giorgio citava Cazzariol, mi pare che una di quelle frasi proprio facesse riferimento alle molte istituzioni che avrebbero dovuto fin da allora, nel 69, collaborare rispetto a dei progetti, a delle prospettive. Siamo ancora a questo punto e qui veramente è uno dei grossi ostacoli che io credo sia uno dei principali, perché Venezia, non so bene se sia la più restaurata, come diceva Lorenzo Lazzarini un momento fa, sicuramente è la città in Italia che ha più associazioni, più istituzioni, più sforzi di tipo culturale presenti rispetto al numero di abitanti, se non altro, ma che stenta moltissimo a mettere in comune una progettualità collettiva. Questo credo che sia purtroppo una delle situazioni di cui dobbiamo prendere atto e cercare di scardinare. Come si fa, francamente, non lo so. Va bene, vi ringrazio. Grazie mille.